Centrodestra oggi in piazza perché? Perché vogliamo farci sentire con una manifestazione pacifica, rispettando le regole. Abbiamo e stiamo accogliendo, l'appello del Presidente Mattarella all'unità fondamentalmente, però con una manifestazione per portare in piazza anche le voci che fondamentalmente in questi mesi non sono state ascoltate. E noi attraverso il lavoro parlamentare, Fratelli d'Italia attraverso il lavoro parlamentare ha cercato di portare alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, ma purtroppo siamo rimasti inascoltati. Le voci dei lavoratori, dei disoccupati, della piccola e media impresa, di un'Italia fondamentalmente che vuole rialzarsi, e quindi pacificamente solleviamo la voce. Quali altre manifestazioni prevedete di organizzare da qui ai prossimi mesi? Sicuramente agli inizi di luglio ci sarà, compatibilmente con il periodo e rispettando chiaramente tutte le regole, ci sarà un'altra grande manifestazione, probabilmente a Roma il 4 luglio, che unirà tutto il centrodestra con le stesse motivazioni che si vedono qui in piazza oggi. Noi siamo in piazza perché vogliamo rappresentare la voce di tantissime categorie che purtroppo non hanno avuto nessun beneficio dai vari decreti, né dal Cura Italia né adesso dal decreto rilancio. Parliamo di due decreti che insieme portano quasi 80 miliardi e sono state dimenticate le categorie, le famiglie, non c'è una progettualità, ci sono tutti interventi ad hoc, spot, ma non c'è una pianificazione di ripresa dell'economia di questo Paese. È un fatto gravissimo. Se il Paese si riprenderà, sarà merito solamente di questi imprenditori eroi che hanno alzato la serra cinesca, si stanno comportando bene, seguendo le regole e sicuramente sarà merito loro, ma noi dobbiamo dare delle risposte e vogliamo essere a fianco a loro. Quali motivi? Evidentemente per supportare i cittadini nel dissenso verso questo governo che fino adesso, e noi l'abbiamo visto con tutti i decreti che stiamo convertendo, ha solo fatto promesse, ma di tangibile nei soldi dei cittadini e delle imprese non è arrivato nulla. Via delle promesse dei 600 euro, dell'anticipo della cassa integrazione che non c'è stato, del discorso che Conte diceva che le banche anche in un giorno tireranno il finanziamento. Ammesso che sia così, quel finanziamento serve solamente poi per pagare le tasse che le imprese ovviamente devono pagare non avendo avuto introiti in questi mesi, per cui il dissenso è totale e il governo secondo me adesso si deve svegliare perché insomma sono passati già 3 mesi e non hanno fatto ancora nulla, per cui il dissenso assolutamente totale è dare una svegliata e far capire che i cittadini in sicurezza, con le distanze e tutto, comunque non sono d'accordo. Sì, una manifestazione pacifica contro un governo che sta annientando le regioni, la dimostrazione ne è il tiro alla fune continuo che siamo costretti a fare con il Presidente Fedriga e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con i fondi che vengono garantiti ai comuni ma nessuna risposta ancora effettiva per le risorse alle regioni a statuto speciale che garantiscono funzioni essenziali per i loro cittadini e si trovano davanti alla difficoltà di dover garantire questi servizi alla collettività oppure mandare a Roma le risorse necessarie per il saldo di finanza pubblica. Quindi la partita è aperta, però siamo seriamente preoccupati sulle sorti del regionalismo autonomo virtuoso quale quello esplicitato dalla nostra regione storicamente, ancora di più da quando la Giunta Fedriga mantiene il rapporto stretto con il governo. Siamo in piazza perché siamo scontenti di come il governo nazionale sta affrontando tante questioni. Innanzitutto gli aiuti economici, le attività commerciali che stanno soffrendo e i soldi arrivano con grande lentezza, non c'è un aiuto concreto immediato a chi sta subendo difficoltà che rischiano di portarsi ancora per parecchi mesi e magari portare anche alla chiusura di tante attività economiche. Anche le lungaggini per quanto riguarda le aperture, le scelte sono state molto tormentate, significa che c'è poca fiducia negli enti locali, a cominciare dai sindaci per poi passare alle regioni. L'Italia non è tutta uguale, ci sono situazioni diversificate sul territorio e bisogna partire da questi elementi anche per aiutare concretamente le realtà economiche che, ripeto, adesso saranno oggetto e devono essere oggetto di interventi da parte della macchina pubblica, in primis chiaramente da parte del governo che ha tutta una serie di competenze che noi purtroppo non abbiamo.
Noi sindaci rappresentiamo le persone, i cittadini, le piccole imprese e quindi guai se non fossimo presenti tra la gente nel momento in cui serve. In questi 2 mesi e mezzo abbiamo fatto un grande lavoro, devo dire, spesso anche abbandonati dal governo, e adesso noi ci siamo perché tutti coloro che sono stati ulteriormente abbandonati, le categorie, i microimprenditori, i piccoli commercianti, gli artigiani hanno bisogno di supporto. Noi ci siamo, spesso nei nostri comuni abbiamo abbassato le tasse, abbiamo dato dei contributi, siamo stati vicini, ma ancora purtroppo gli stessi da chi dovrebbe fornire prima di tutto questi appoggi non è arrivato nulla, quindi siamo qua per dire bisogna ascoltare, bisogna cercare di fare ma subito, perché altrimenti dopo sarà troppo tardi.